Le ultime tre finali sono queste, quelle che separano l'Athletic Club Palermo dalla promozione e la partita valida per la 24esima giornata del del campionato di calcio a 5 Serie C1 girone A. Punto su punto si giocano Athletic Club Palermo e Palermo Calcio a 5, una promozione che è stata ed è lottata fino all'ultimo secondo, fino all'ultima palla, fino all'ultima goccia di sudore. Oggi giocano fuori casa i ragazzi dell'Athletic Club qui al Tocia Stadium in casa del Merlo, che oggi sfoggia una divisa quasi stile, verrebbe da dire orientale, veramente veramente bella. Tipica maglia invece nero rosa per gli ospiti che oggi devono mettere il terzultimo tassello in questa corsa alla loro promozione. Andiamo a leggere rapidamente le due rose a disposizione delle due squadre. Iniziamo con il Merlo, che è a disposizione a Taormina, Romagnolo, Rizzuto, La Spisa, Sorrentino, poi Molinaro Mario, Molinaro Marco, Boggiovanni, Condori e Di Cara. Rispondono gli ospiti che vedete inquadrati, stanno ultimando, stanno prendendo indicazioni dal loro mister, le ultime indicazioni. Merlo che invece, scusate, Athletic Club invece che ha a disposizione D'Alba, Pitarresi, Tuzzolino, Tuve, Restivo, Giuliano, poi Nilmar, Vallecchia, Tabita, Saviano, Orlando e Morrione. Vediamo quali saranno i quintetti titolari che inizieranno questo match. Per il Merlo dovrebbero iniziare titolari Sorrentino, poi Mario Molinaro, Di Cara e Taormina in porta. Per invece l'Athletic Club adesso andiamo a vedere, sicuramente c'è Morrione in porta, Saviano e c'è anche presente Nilmar in attacco a fare l'unica punta, c'è Giuliano in difesa, dovrebbe esserci Pitarresi, anzi no scusate, è Restivo con Morrione fra i pali. Aspettiamo soltanto il fischio della terna arbitrale e possiamo cominciare questo match con il Merlo che dopo l'ultima vittoria qui in casa proprio al Tocia Stadium contro il San Vito ha respirato un po', allungando a 7 le lunghezze dalla zona calda, e che quindi forse potrebbe giocare queste ultime 3 giornate con un po' più di tranquillità sulle gambe. Athletic Club l'abbiamo già ripetuto abbastanza all'inizio dell'ingresso in campo, ha bisogno ovviamente dei 3 punti, perché questa è una corsa punto su punto con il Palermo Calcio a 5. Palermo che oggi alle 18:15 giocherà contro il Canicatti, che si trova al penultimo posto ma a pari punti con Ficarazzi e Isola Calcio a 5. In 3 condividono lo stesso punteggio, che in questo momento le condannerebbe alla retrocessione. Non sarà facile per il Palermo andare a giocare questo match con il Canicatti, che sicuramente si vorrà salvare. Vediamo invece se sarà facile questo match per l'Athletic Club con il Merlo, che dovrebbe quasi essere, lo diciamo a bassa voce per non farci sentire al mister salvo, e si può cominciare con Di Cara che appoggia subito a Molinaro, Saviano a recuperare e a giocare subito da Giuliano, che prova il primo destro della sua partita. Subito pronto Taormina, qui ancora Molinaro a rischiare, doppio rimpallo proprio fa Mario Molinaro, e Giuliano con intelligenza si è andato a prendere il calcio d'angolo e anche con un po' di fortuna sul rimpallo batte Saviano, limite dell'area, Restivo, un calcio adesso appoggia da Giuliano, si ritorna da Morrione con
intelligenza. Giuliano, Restivo, Saviano, l'ha tenuto in campo. 1-1 con Di Cara. Sarà bella questa lotta tra due ragazzi che sono molto bravi nello stretch e nel dribbling. Qua Condori a ripartire e a giocare all'indietro da Molinaro. Di Cara, sposa su Saviano, ed eccolo qui, il primo scontro fra i due. L'avevamo detto che sarebbe stata un bel duello, quello fra i due ragazzi di quella fascia. Batterà Molinaro. Calcia forte, risposta di Morrione. Allora si può distendere l'Athletic Club con Giuliano. Saviano alla sua sinistra, ritorna Miguel Condori. Fallo già battuto da Saviano. Il doppio passo, sfodera il mancino Jacopo Gonzalez. Filippo Augusto dentro Neymar. Va a battere proprio il 13 di questo calcio d'angolo. Si avvicina Saviano, appoggia con la suola. Forse toccato duro da Miguel. Poi chiama lo schema proprio lui. A giocare ancora da Saviano. Stretta la vita, non passa. Poi si addormenta Sorrentino, recupera Restivo. Ancora da Saviano. Bella di prima proprio per Nilmar dentro. Chiude Molinaro, limite da Saviano. Di prima bene il suo destro, non troppo potente però facile per Taormina, ma la partita è iniziata a grandissima velocità, ma non ci aspettavamo diversamente da una squadra che sta lottando per il titolo della promozione diretta. Salva in questi primi minuti il Merlo. E forse fatto male già Miguel Condori, nel Merlo costretto ad abbandonare il campo. È entrato Bongiovanni, servito proprio il 10 che appoggia, mette giù col tacco. Doppia grande giocata di Bongiovanni, chiuso da Restivo. Poi Sorrentino a girare Molinaro, alla sua destra Di Cara. Come al solito prende tempo, torna all'indietro con la suola. Di Cara poi cerca il rimpallo, lo trova e batte subito rimessa laterale proprio da Sorrentino. Giuliano a fare anche il difensore. Di Cara a recuperare e con calma a ricominciare da Molinaro. Sorrentino, pressing di Giuliano, ancora Sorrentino, pressa Nilmar. Molinaro, da questo lato si è abbassato Bongiovanni, preferito Di Cara che rischia nel raddoppio, aveva quasi persa, se la va a riprendere proprio Sorrentino che adesso si muove come pivot. Molinaro a far correre Di Cara che taglia la corsa di Saviano, poi appoggia a Nilmar che però non è il suo compagno, che riprende il possesso, fa salire i suoi, chiede calma in posta. Saviano, Restivo, ancora Saviano, Nilmar sempre a portare con la suola e a giocare da Giuliano. 1 contro 1 con Molinaro, pallone appoggiato lì, l'ha tenuta in campo ancora Nilmar. Giuliano si provava a infilare in mezzo a Sorrentino e Di Cara, proprio il primo però lo stende. Se non sbaglio sono già a 3 falli commessi quelli del Merlo dopo pochissimi minuti dall'inizio del match. E qui punizione pericolosa su cui c'è Restivo pronto a scaricare la bordata. Restivo non calcia, era un mezzo schema questo con Saviano, si è provato a infilare nell'area di rigore, si chiarisce poi con Sorrentino. Qui Nilmar ha capito tutto, ancora Sorrentino però a chiudere questo pallone che era rimasto un po' a metà, su cui si stava involando Nilmar. Deve fare attenzione il Merlo su questi palloni a metà su cui Saviano e Nilmar
si inserisca alla velocità della luce. Qui Bongiovanni prova a passare proprio sul Nilmar, pallone per Sorrentino, Di Cara sempre con la sola a puntare ancora Saviano, Di Cara sul fondo destro dentro, Restivo ad anticipare Bongiovanni, poi ancora Di Cara a lottare, il rimpallo che favorisce Saviano che è passato anche perdendo un colpo, il pallone torna ancora a Giuliano, poi si gioca da Nilmar che come sempre con saggezza chiede calma e forte ai suoi compagni. Nilmar pensa alla conclusione, con la suola non appoggia da Saviano, va da solo, si va a chiudere, raddoppiato, va a giocare ancora da Morrione. Ha potuto giocare il pallone per la deviazione che c'è stata in precedenza da un giocatore del Merlo. Qui ancora girare l'Athletic Club con Nilmar verso Saviano, ancora il numero 13 sempre nel vivo dell'azione. Qui Restiva aveva messo bene una palla praticamente al limite dell'area di rigore, su cui però Saviano e anche Giuliano erano in ritardo, intelligentissimo invece Sorrentino anche con il brivido a fare il velo, a far scorrere fuori il pallone. Qui per un pelo invece non arriva il pallone di Molinaro verso Di Cara, non è riuscito a metterlo giù, e adesso Nilmar puntare Sorrentino no, perché scambia con Saviano, poi pensava alla palla verticale verso Giuliano, Di Cara ha capito tutto e fa girare Bongiovanni, pallone rischiosissimo, Giuliano sovrapposizione di Nilmar, servito, poi dentro il pallone se l'è mangiato Saviano da 0 metri. Da 0 metri ha preso il palo pieno il numero 22. È giusto dire che Nilmar non l'ha servito con una palla a rasoterra, ma una palla a mezza altezza, ma se l'è completamente mangiato Saviano. Era probabilmente il gol del vantaggio per l'Athletic Club, questo cestinato però dal numero 22. Poteva addirittura tirare Nilmar da quella posizione, ha preferito però servire Saviano, non in maniera perfetta, ancora più imperfetta, però poi la conclusione del 22 che si stampa sul palo, si salva il Merlo ed esultano probabilmente i ragazzi e i tifosi del Palermo Calcio 5 che stanno vedendo in questo momento questa partita in diretta sui canali sportivi. Giuliano da appoggiare da Nilmar, Restivo, Giuliano tutto solo, arriva adesso Molinaro in netto ritardo, si infila in mezzo a due e appoggia, Restivo pensa alla conclusione con la punta, poi si appoggia da Nilmar, Di Cara a deviare e arriva il primo cambio per l'Athletic Club, è entrato Orlando, qui intanto Saviano si gira e calcia con il destro, deviazione, calcio d'angolo, parlano Saviano, Nilmar e anche il neo è entrato Orlando che si muove sul secondo palo. Nilmar non lo serve, va da Saviano che guarda la porta, pensa alla conclusione, non la effettua. Nilmar bene, grandissima palla per Restivo, poi scambiano i due, triangolo perfetto e gioca bonito dell'Athletic Club Palermo, 1-0 sempre con il brasiliano Nilmar. Stavano flirtando con il gol in nero-rosa ormai da tantissimi minuti, sempre lì a girare sul limite dell'area del Merlo. Vanno a una velocità diversa, soprattutto Nilmar che qui ha fatto un'azione fantastica con il Restivo, una triangolazione perfetta, poi è andato a battere sul primo palo Taormina, che ancora Molinaro, anzi due Molinaro, sia Mario sia Marco, è appena entrato adesso anche Marco, si vanno a complicare la vita dando un altro calcio d'angolo in zona offensiva all'Athletic Club con Restivo e Orlando che scambiano, poi il 25 voleva giocare da Tuzzolino, appena entrato non è arrivato però il pallone a destinazione. Tuzzolino, spazio per Nilmar, ancora Tuzzolino, finta di calciare, gioca da Restivo, sempre a due tocchi Athletic Club, ancora Nilmar, suola, doppio passo Nilmar,
mandato al bar Rizzuto, ma esce Taormina a evitare il 2-0 dell'Athletic Club. Poi ancora Nilmar a giocare da Orlando, alza il G del motore l'Athletic Club, che forse vuole andare a chiudere subito questo match. Nel primo tempo le occasioni sono già tantissime. Giro palla perfetto dei Nero Rosa, ancora con Nilmar. Orlando voleva far correre proprio Nilmar, si è messo in mezzo Molinaro, poi Tuzzolino anticipo secco e a ribaltare il fronte, ancora Molinaro a chiudere. Orlando sono più veloci, arrivano sempre sulle seconde palle quelli dell'Athletic Club, qui ancora a lottare, a passare Nilmar, che ha provato lo scavetto vedendo Taormina fare il passo in avanti, ma non c'è riuscito. Dall'altra parte però riparte il Merlo con Molinaro, suola, destro, dentro! Sul secondo palo l'idea era buonissima, quella di Marco Molinaro, non ci ha creduto Bongiovanni sul secondo palo, non si è inserito il numero 10, ma era giusta l'idea di Molinaro, fare questa suolata e poi il pallone a cercare il secondo palo. Intanto pallone per Tuzzolino, deviazione di Rizzuto, calcio d'angolo, spinge ancora l'Athletic Club, anche con l'ingresso di Vallecchia e Pitarresi, proprio Vallecchia a battere. Tuzzolino, Pitarresi, Vallecchia, controlla, spalla alla porta, prova a girarsi, passano in mezzo a due perché è arrivato Bongiovanni, guarda la porta, triplicato addirittura il numero 10, va da solo, tocco di Tuzzolino e calcio d'angolo. Morrione voleva addirittura la rimessa dal fondo, era un angolo netto però. Molinaro prova a spostare su Orlando, poi si deve fermare, non ha più spazio per andare a giocare e allora Rizzuto, Tuzzolino e appoggia da Molinaro, non c'è più lo spazio per offendere, ferma Tuzzolino, lo chiude Molinaro che lo butta per terra, c'è vantaggio però, fallo sì proprio di Marco Molinaro se non sbaglio su Tuzzolino, o forse è stato dato vantaggio e poi fischiato il fallo successivo. Il fatto sta che il possesso ce l'ha di nuovo l'Athletic Club, a pestare con i piedi la linea di fondo Vallecchia, a giocare centralmente da Tuzzolino, finta a chiamare la palla di Orlando, arriva adesso con il tacco da Pitarresi. Tuzzolino 1 contro 1 con Rizzuto che l'ha seguito fino all'altro lato del campo, adesso si è scambiato la posizione con Molinaro. Vallecchia, Pitarresi, Tuzzolino, si muove incontro Orlando, servito proprio lui, poi Velo, pallone passa, deviazione, laterale è Nera. Vallecchia, Tuzzolino sta per andare a calciare, poi si accentra ma col mancino, la mette alto. Rizzuto, Bongiovanni, Molina non si riesce a girare, Tuzzolino chiude, Orlando non dice rimpallo, poi Bongiovanni benissimo nello stretto, è tornato Orlando a soffiargliela con la punta. Pitarresi, Vallecchia, lo chiamava Orlando, non arriva il pallone neanche adesso perché Tuzzolino la tiene con calma e gestisce. Tuzzolino, ancora lui a chiedere il movimento di Orlando. Vallecchia torna sempre da lui, sta toccando tantissimi palloni da quando è entrato. Qui Orlando spalla la porta, non si appoggia ancora Tuzzolino, va da Vallecchia che però non punta a Rizzuto. Orlando, Molinaro lo stende, ha già fatto tantissimi falli il Merlo in questa prima frazione, sta già rischiando il tiro libero. Prenda la palla in pieno, cioè la palla va da, cioè picchia la palla e va. Tantissime proteste da parte di Mario Molinaro. Fatto sta che però la punizione è per l'Athletic Club e c'è Vallecchia sul pallone. Solo Bongiovanni
in barriera per Taormina. Sul suo palo invece è Rizzuto a coprire. Vediamo che schema si inventa l'Athletic Club. E addirittura dentro la porta Tuzzolino che viene servito. Aveva trovato lo spazio. Avevo seguito proprio lui con la coda dell'occhio, perché era probabile con lo scarico partendo addirittura da dentro la porta. Poi Vallecchia, Pitarresi ancora, Tuzzolino ancora Pitarresi. Rizzuto non fa respirare Orlando e allora si ricomincia da Tuzzolino che si ferma con calma, non ha nessuna fretta. Poi non ha nessuna fretta Pitarresi che va verticale da Vallecchia. Adesso con calma girano il pallone quelli dell'Athletic Club, il rischio Tuzzolino, non è stato chiamato fallo. Bongiovanni gioca Molinaro, braccio larghissimo di Pitarresi e allora calcio di rigore per il Merlo. Ha rischiato tanto Tuzzolino in gestione da ultimo uomo, palla persa sul pressing di Marco e Mario Molinaro. Proprio Marco si va a guadagnare il calcio di rigore sul braccio larghissimo di Pitarresi e allora è Bongiovanni contro Morrione. Nell'1 contro 1 va il 10, carica destro, si è lanciato Morrione alla sua sinistra, ha calciato però centrale Bongiovanni e 1-1 l'ha pareggiata il Merlo, così all'improvviso su un pallone perso in gestione dall'Athletic Club Palermo. Sfrutta una delle pochissime occasioni la squadra di casa che va a sfruttare il braccio largo di Pitarresi e va a realizzare il calcio di rigore con Bongiovanni. Allora 1-1, tutto da rifare per l'Athletic Club con Vallecchia che attacca, ha dato spazio proprio per Pitarresi, in scivolata a calciare Bongiovanni a fare il difensore e a far ripartire anche il contropiede, se gasatissimo da gol, passa, poi però gli rimane il pallone sotto e non riesce a calciare. Il numero 10 che si arrabbia tantissimo con i suoi compagni. La stava per passare a Marco Molinaro, dice Bongiovanni, servito proprio da quest'ultimo. Adesso è in pieno furore agonistico il 10 che passa ancora, forse toccato duro e calcio d'angolo, sembrava almeno così in presa diretta e infatti è stato così chiamato dagli arbitri. A Bongiovanni in questo momento, dopo il rigore realizzato, ha già creato altre 2 occasioni facendo tutto da solo. Molinaro si va a chiudere un po' sul fondo, il pallone è finito out. È time out fischiato, chiamato, scusate, dall'Athletic Club. Non mi capita se non mi confondivo. Devo stare calmi, ragazzi. Capita che uno faccia punizione qua. Se capita che faccia punizione abbiamo un mancino. E chi l'ha cacciato? Uno magari fa blocco, c'è gente che fa il blocco. Scarico e lascia il secondo palo. Lascia il secondo palo. Ha capito, ma lui ti chiamo io. Diciamo che ha bisogno di correre. Oh, noi difendiamo qua. Guarda. Andiamo qua, nel momento in cui loro entrano sì, sì, è più facile per me. Qua no, da metà. No, io picchiamo la veloce con un gelato. Hanno riordinato le idee gli ospiti dopo una bella ramanzina del mister. L'abbiamo sentito fino a qui perché chiede qualcosa in più ai suoi ragazzi che effettivamente si sono un po' addormentati negli ultimi 2 minuti probabilmente di partita, in cui il Merlo ha pareggiato e ha avuto anche altre 2 occasioni limpide con Bongiovanni che le accade praticamente da solo. Una volta è riuscito ad andare a calciare con la deviazione, l'altra che era molto più ghiotta ha cercato il pallone, è rimasto sotto. Qui allora
sono state riordinate le idee dell'Athletic Club, che torna a pungere. Vallecchia però lascia il pallone a Molinaro, che lo controlla bene con la suola. Rizzuto a provare a ripartire, Tuvè a chiudere in rimessa laterale. Buon Giovanni, Molinaro. Scambiano i due Molinaro. Poi forse spinto da Tuzzolino. C'è nulla però, secondo il direttore di gara, lì accostato vicinissimo. Buon Giovanni, sta per girare su Tuvè. La rimessa laterale però, vediamo se lo premia. No, né rimessa laterale né calcio di punizione per il Merlo, come chiedeva Buon Giovanni. Qui Giuliano prova a girarsi su Molinaro. Il direttore di gara è lì vicino. Non c'è nulla però. Molto arrabbiato il capitano dell'Athletic Club. Proprio Giuliano ad andare ancora a pressare e a tenere il possesso. Spinto da Molinaro. Non c'è nessuna chiamata da parte del direttore di gara, ma nessuno dei suoi compagni è andato a crederci su questo pallone messo in mezzo dal numero 11. Buon Giovanni ad andare lungo da Rizzuto. Movimento su Tuvè. Passa! Poi col destro ha provato a scavalcare Morrione. Era riuscito a passare su Tuvè, ma non è riuscito a toccare bene lo scavetto sopra la testa di Morrione. Qui Tuvè non proprio precisissimo per Nilmar. Scambiano adesso proprio loro due. Vallecchia. All'indietro ancora Nilmar che è rientrato in campo. Si affida a lui l'Athletic Club. Giuliano non calcia. Tuvè incontro Nilmar che controlla e spara. Risposta puntuale di Tornina. Poi ancora Nilmar a sfidare tutto il Merlo. Giuliano, Vallecchia, ancora Nilmar. Si appoggiano sempre a lui. Ancora Vallecchia. Pressa alto, Rizzuto. Chiamano dalla panchina non far fallo e allora si ferma nel suo pressing a tutto campo il numero 8. Tuvè ancora a giocare da Nilmar, il centratore di tutte le azioni. Vallecchia a sfidare, a puntare, passa su Rizzuto e però lo ha preso. Quinto fallo da parte del Merlo, che adesso, come già detto in precedenza, rischia veramente tanto, perché già dai primi minuti i ragazzi di casa hanno messo la partita sul piano fisico e adesso rischiano il tiro libero, ma intanto c'è la punizione. È entrato Di Cara, è entrato anche la Spisa in campo. Batte Nilmar probabilmente e chiede a Tuvè di spostarsi alla sua sinistra. Carica forte il 13 alto. E allora adesso ovviamente l'Athletic Club cercherà di prendersi il tiro libero in tutti i modi. La Spisa qui bene nel primo pallone della sua partita verso Molinaro. Incontro Di Cara, 1-1 con Tuvè, che però lo sposta bene, lo scherma e si va a guadagnare la rimessa laterale e ancora una volta il possesso. Nilmar, Saviano. Deve fare attenzione al pressing il Merlo. Saviano butta un po' il pallone a casaccio verso Giuliano. Stavolta ha chiuso bene Molinaro, che poi si vuole andare a prendere la rimessa laterale. Saviano qui non chiude lui, anzi sì, su Di Cara, che però si era assolutamente disinteressato della rimessa laterale. Qui Molinaro si addormenta, recupera Tuvè con la punta. Molinaro lo stende, forse voleva fallo con un po' di intelligenza il numero 7. E il mister va a catechizzare la panchina dell'Athletic Club, che stava protestando troppo. Il lancio lungo, Nilmar con la testa, Giuliano si gira, obiettivo verso la porta, calcia e parata addirittura col petto di Taormina. Poi Molinaro sempre ad andarsi a chiudere su
sulla linea di fondo e ad andare a spazzare lungo. Tuve, Saviano, Nilmar a puntare Molinaro, quasi fa fallo per rischio da parte del numero 9, non si è buttato Nilmar, poi Giuliano con la testa, Nilmar vediamo se si impegna per tenerla in campo, si impegna sì, ma non riesce a farcela. Batte Molinaro, lungo, Sorrentino mette il corpo, poi la Spisa cerca il rimpallo e lo ottiene. Molinaro di prima, Sorrentino a fare lui adesso il pivot. Di Cara però voleva il pallone sulla corsa, gli ha dato sulla figura Sorrentino e allora ha regalato il possesso ancora una volta offensivo all'Athletic Club. Saviano gioca verso Tuve, Orlando, adesso non si capiscono i due e allora alzare un pochino il baricentro il Merlo con Di Cara. Molinaro, Di Cara non controlla, il pallone non era per lui ma era per la Spisa alle sue spalle. Orlando, Nilmar a puntare Sorrentino, prende il centro del campo, tutto lo specchio della porta libera ma gioca invece sul Restivo che però fa quasi un passaggio nelle mani di Taormina. Sorrentino a impegnarsi, Saviano a spostare, Nilmar a giocare al Restivo, di prima Orlando, grande azione all'Athletic Club, Saviano poi si perde un po' nel controllo, Restivo, passa Restivo, toccato duro e tiro libero, aspettava solo questo Restivo e ha fatto fallo Molinaro, si arrabbia tantissimo ancora una volta con il direttore di gara, cerca di giustificarsi il numero 9 ma fatto sta che il tiro libero è già stato assegnato ed è anche entrato apposta Tuzzolino per andarlo a battere. Calcio al 6, risponderà all'1, Tuzzolino contro Taormina, cala il silenzio al Tocia, Tuzzolino carica forte e rasoterra, non può nulla Taormina, Tuzzolino fa 2-1 ed esce fra gli applausi della panchina, rientra in campo Nilmar, è entrato per fare il suo dovere, 2-1 Athletic Club. E adesso gioca il Merlo che deve di nuovo andare a recuperare, andare ad inseguire la Spisa verticale. Di Cara prova a infilarsi, mezza 2, mezza 3, è passato Di Cara, slalomeggia il 20, destro dentro. Che azione aveva fatto completamente da solo e dall'altra parte riparte l'Athletic. Orlando, pallone completamente sbagliato per Saviano che contropiede. Che contropiede ha sbagliato l'Athletic Club. Sentite il mister dell'Athletic quanto è arrabbiato con Orlando, era un 3 contro 1 da sfruttare al meglio, uno di quelli che si prova 150.000 volte in allenamento. Ha sbagliato il tocco più facile Orlando, si ripropone adesso, 2 contro 1, Orlando ancora per Saviano, ancora impreciso, forse il tocco del 25 poco troppo lungo. Saviano però si è impegnato, l'ha tenuta in gioco e ha preso il calcio d'angolo. Nilmar ha preso un colpo, apprensione per la panchina, vuole il pallone, non viene servito, Restivo invece sì, e va con la punta, poi subito termina a far ripartire la Spisa 1 contro 1 con Nilmar, appoggia a Sorrentino, sbagliato completamente il tocco, riparte Restivo ancora con la punta e il marchio di fabbrica dell'8, non riesce però ancora una volta a prendere lo specchio della porta. La Spisa passa in qualche modo esteso nella posizione Merlo.
quarto fallo, se non erro, per Merlo. Time out fischiato a favore del Merlo, ha chiamato proprio la panchina di casa prima di questa punizione pericolosa. Le urla del mister dell'Athletic le sentite sicuramente, perché è infuriato con i suoi ragazzi, che non sta vedendo probabilmente la fame, la voglia di andare a lottare fino il pallone, di andare a chiudere questo match e a portare i 3 punti a casa. Non li sta riconoscendo probabilmente, e allora li ha sgridati tanto. Adesso però avranno probabilmente studiato qualche schema quelli del Merlo e si appresta a battere la punizione di Cara. Corto infatti verso Molinaro, che sfodera la bomba, colpisce in pieno però il restivo. L'idea almeno era giusta. Molinaro dentro Sorrentino, la aggancia bene, poi spalla la porta con Restivo, duello molto fisico, alla meglio il Restivo. Batte subito Morrione da Nilmar. Restivo adesso accenna addirittura un pressing alto il Merlo, con Saviano che però scappa su Di Cara, gioca da Orlando, il pallone gli rimane un po' sotto, ora si deve fermare e ricominciare da Restivo, poi il rimpallo non è riuscito a tenerlo in campo Molinaro. 20 secondi! Restivo, Nilmar vuole tocco verso Saviano, ma si appoggia a Morrione perché non c'era lo spazio per andare a servire il 22, che adesso va a battere la rimessa laterale. 6 secondi alla fine di questo primo tempo. Nilmar sposta, pensa alla conclusione, se la porta fuori probabilmente, infatti sì, rimessa laterale. Aspettiamo soltanto il fischio della fine di questa prima frazione di gioco, che arriva proprio adesso. 2-1 per l'Athletic Club al riposo contro il Merlo. Ci vediamo fra pochissimo nel secondo tempo. È stata dura come mi aspettavo, nel senso che comunque poi le ultime partite di campionato, quando poi i punti pesano ancora di più, non è sempre semplice fare anche la prestazione. Diciamo che oggi da questo punto di vista non è stata sicuramente una delle nostre migliori partite, però abbiamo dimostrato maturità, per cui l'importante era vincere. Abbiamo chiuso, diciamo, questo risultato, ritengo meritatamente, questa vittoria la portiamo a casa, e quindi non posso che fare complimenti ai miei ragazzi che stanno correndo veramente tanto in questo campionato. Spingeremo fino alla fine nel tentativo di ostacolare questi avversari del Montelepre, che stanno facendo anche loro un grandissimo campionato, e vedremo alla fine chi avrà più punti. Dico sempre ai miei ragazzi, non dobbiamo avere rimpianti, e devo dire che questa fine di campionato mi stanno dando delle grosse prestazioni. Ripeto, non sempre si può avere qualità, non sempre si può avere, diciamo, il controllo della partita. Oggi abbiamo affrontato una signora squadra, perché lo Sport Palermo, gli elementi che compongono questa squadra li conosco, molti li ho allenati. Era una squadra che doveva fare un altro tipo di campionato, si sta ritrovando alla fine a salvarsi alla fine, ma sicuramente in termini proprio di qualità di uomini
è una squadra che vale sicuramente, diciamo, le parti alte della classifica. Andrade è il solito problema poi alla caviglia, che si porta avanti ormai da mesi. Cagnina non lo so, è stato un po' influenzato in settimana, poi mi ha chiesto il cambio, però dico niente di grave sicuramente. Sono tutte finali, quindi ci prepareremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo come dire, di portarci il bottino pieno. Non sarà semplice perché anche lì affrontiamo una squadra molto forte, però intanto godiamoci questo fine settimana, questa vittoria, e da martedì cominceremo a pensare alla prossima partita. Noi siamo venuti qua cercando di portare un risultato positivo, sicuramente fino all'ultimo ci abbiamo creduto, certamente se fa gol di Gramauta magari la partita un po' cambia, però insomma posso dire che abbiamo incontrato una bella squadra, una squadra molto compatta, e noi abbiamo cercato sempre di fermarla facendo per me abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo subito quel gol all'inizio che magari ci ha un poco scombussolato i piani, però posso dire che la mia squadra anche dopo l'1-0 ha fatto un primo tempo abbastanza buono, pressando e attaccandolo, infatti abbiamo corso pochi pericoli. Nel secondo tempo magari anche il caldo, la stanchezza giustamente insomma ci ha un poco tagliato un po' le gambe, però nello stesso tempo abbiamo dato un po' di spazio a loro, però nello stesso tempo abbiamo sfiorato il gol un paio di volte, un gol hanno preso loro sulla linea e l'altro su Gramauta che insomma ha tu per tu col portiere gliel'ha palesa, perciò diciamo, posso dire insomma che insomma sono contento perché ce la siamo giocati contro una grande squadra, perciò insomma ben venga. Ora ci ne mancano 2 partite e dobbiamo cercare di fare 3 punti per arrivare alla salvezza matematica. Ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi innanzitutto che mi stanno seguendo e mi hanno seguito, perciò abbiamo sistemato un poco, io gioco con 4-4-2, poi è normale che devo dire pure che io sto giocando con 7 under in campo, più la panchina tutti under, diciamo insomma ho soltanto 4-5 over. Perciò diciamo, però sono contento perché anche gli under mi stanno dando una grande soddisfazione, mi stanno seguendo, perciò di questo anche sperando che arrivi al più presto la salvezza penso di essere abbastanza soddisfatto. Margheritese incontreremo dovremmo fare un'altra battaglia, perché io dico sempre ai miei giocatori che da quando sono qua sono tutte delle battaglie da vincere. Noi non dobbiamo pensare se la Margheritese è salva, non dobbiamo pensare a nessuno, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di vincere. Avevo detto ai ragazzi che la nostra salvezza passava pure da questa partita, perché comunque ormai tra Folgore, questa e le altre 3 trovano 3 finali di Champions League. Se ci vogliamo salvare dobbiamo vincere tutte. Oggi l'abbiamo fatto veramente bene, dispiace solo per qualche episodio, però è normale, non possiamo essere perfetti, abbiamo vinto e siamo contenti. La paura no, però c'è stato un arbitraggio che secondo tempo non ci ha fischiato nemmeno più una punizione, a detta pure da loro, comunque c'erano 6-7 punizioni che non ci ha fischiato e ci ha fatto schiacciare, però la squadra ha reagito veramente bene, bene, bene.
Sono tornate in campo le due squadre, siamo tornati noi in diretta dal Tocia Stadium per il secondo tempo di questa partita fra Merlo e Athletic Club Palermo. La prima frazione di gioco ha visto spuntare l'Athletic Club Palermo sul Merlo di 2-1. E vediamo adesso questo secondo tempo cosa ci dirà per il futuro di questo campionato della capolista, che deve giocare le ultime 2 finali e mezza questo mezzo tempo rimanente. Segnami che lotta è andato via. Primo pallone e giocherà il Merlo con Orlando. Si può cominciare. Pitarresi Vallecchia, Tuzzolino gioca subito a Orlando che sposta bene, era buona l'idea, Molinaro chiude, poi Pitarresi non la tiene in campo. Protagonista Pitarresi, proprio lui nel momento. È stata un po' di confusione, molta confusione, perché Molinaro voleva con tanta sportività andare a restituire il pallone all'Athletic Club Pitarresi, ma anche io da qui non avevo capito la scelta di Molinaro. Infatti Pitarresi era uscito in pressing alto su Di Cara, mandogli a dare anche un pestone. Fortunatamente niente di grave, tutto risolto dal gesto di Molinaro, e si può ricominciare con Vallecchia che va a puntare Sorrentino, chiuso in rimessa laterale, poi Tuzzolino col destro alto. Bon Giovanni, Molinaro Sorrentino, Bon Giovanni, ancora Molinaro, verticale Di Cara contro, vede lo spazio per girarsi e va a puntare Pitarresi. È passato in qualche modo il 20, poi Vallecchia non lo tocca, c'è un po' sulla palla. Rimessa laterale per il Merlo. Molinaro! Una botta fortissima col mancino, all'improvviso spacca la porta Mario Molinaro. Non se l'aspettava nemmeno Morrione, questo frigo bar sotto l'incrocio. L'ha pareggiata il Merlo con una perla di Molinaro, che ha levato le ragnatele dall'incrocio dei pali della porta di un Morrione immobile. Due pari. Esulta il Merlo che ritorna in partita e ha approcciato benissimo questo secondo tempo. Riparte ancora con Sorrentino, Di Cara e ancora Molinaro. Da lì col piede debole ha fatto malissimo, poi sposta Bon Giovanni, deviazione. Sorrentino poco intelligente in questa occasione, però doveva forse lasciarla scorrere, invece ha provato a stopparla con esito negativo. Orlando, Tuzzolino prova a spostare e andare sul sinistro a emulare il mancino incredibile di Molinaro, fa esultare almeno per il momento i tifosi del Palermo Calciocirco. Di nuovo tutto in parità. Tuzzolino Vallecchia. Ora il mister Athletic Club è sotto la nostra postazione, lo sentite ancora meglio. Orlando gioca lì con la suola a lasciare per Tuzzolino, che però non è riuscito a trovare lo spazio per andare a calciare.
dentro il pallone, deviazione dopo il calcio d'angolo di Pitarresi, si è trovata in mano Taormina. Di Cara a ripartire, mette il corpo davanti su Vallecchia e Orlando che lo raddoppiano per rimpallo. La laterale è Athletic Club. Ancora una volta però altro gesto di sportività. 1-1 in palle restituita agli avversari con onore. Anche l'Athletic Club adesso come il Merlo in precedenza. Hanno già persa però i padroni di casa. E di nuovo possesso per Vallecchia. Puzzolino, buttare Di Cara. Bello scontro, bel duello tra il 6 e il 20, tanta qualità. Questa laterale per l'Athletic Club. Pitarresi voleva andare di prima da Orlando, poi Sorrentino a toccare sulla rete superiore però. Vallecchia alza verso Orlando, pallone complicatissimo per il 25. Di Cara a destra! Sali fatta! Molinaro Bongiovanni, spalla porta, rischia, alza il lob per Sorrentino, gran giocata col tacco, Bongiovanni, giocata Di Cara tutto solo, raso terra, poi ancora una volta Bongiovanni, deviazione di Pitarresi, che rischio per l'Athletic Club che non è entrato per niente bene in questo secondo tempo. Sorrentino, Bongiovanni, lascia scorrere Molinaro, ancora forte Pitarresi, prima che il pallone arrivi dalle partite. Taormina e Orlando a far correre Tuzzolino con tanto spazio, arriva a pressarlo poi Sorrentino che non gli dà lo spazio per gestire e pensare alla giocata che avrebbe potuto effettuare. E qui Pitarresi con la testa fuori. Di Cara, trovate il triangolo con Molinaro, troppo lungo. Tornato in campo restivo, Tuzzolino, Orlando ancora restivo, Vallecchia sposta sul sinistro, pensa alla conclusione ma la mette altissimo. Di Cara prova a spostare, il campo però è finito, no perché restivo attorno dentro e scambia con Morrione. Vallecchia restivo, Tuzzolino a puntare Sorrentino, a spostare Tuzzolino, cerca lo spazio per andare alla conclusione, toccato duro, l'arbitro è lì vicino però e non dice che non c'è nulla, poi se la va a riprendere Vallecchia. Tuzzolino tutto solo, servito Restivo, aveva fatto però il passetto in avanti il numero 6 Di Cara. Molinaro con la suola la tiene in campo nettamente, ancora a scambiare i due. Molinaro, Vallecchia a provare a spostarlo col fisico ma non è questo il caso, poi si impegna in qualche modo Mario Molinaro e la tiene in campo, non si riesce a girare Bongiovanni, poi qui vince il rimpallo, torna in possesso e Vallecchia è costretto a stenderlo. Giallo per il numero 20 e siamo già a 2 falli sul groppone dell'Athletic Club Palermo. Proprio da quella posizione, ma con il piede debole ha fatto malissimo Mario Molinaro, andando a spaccare la porta e a pareggiare la partita. Stavolta però va col suo piede. Carica col destro, era buona la conclusione. Restivo prima che il pallone arrivi dalle parti di Morrione. Vallecchia per Saviano, riparte il contropiede dell'Athletic Club. Saviano sposta sul destro, era più forse un passaggio in diagonale a cercare il secondo palo che una conclusione
però il pallone non è arrivato a destinazione dei suoi compagni. Saviano proprio qui ancora a pressare Di Cara, che però mette il corpo, raddoppiato, tiene ancora il possesso, spinto, travolto, fallo per l'Athletic Club, per palla trattenuta probabilmente. Tanto è rientrato in campo anche Nilmar, proprio lui a giocare da restivo. Saviano, c'era tanto spazio forse per andare a calciare, si distende il Merlo, Bongiovanni, Molinaro di prima, Molinaro risponde, Bongiovanni, cioè ha cercato più la forza che la precisione e ha messo alto, ma l'Athletic Club rischia tanto perché si scopre andando a giocare tutto praticamente nella metà campo del Merlo, che si chiude bene, poi però i contropiedi possono essere fatali. Qui Nilmar a cercare lo spazio per andare alla conclusione che non lo trova, poi Restivo la punta, anche Tabita. Anche Tabita, tutto solo in area di rigore Nilmar, però nello spazio per andarlo a servire. Adesso Saviano con la suola, sposta, passa su Di Cara che non lo molla un attimo, deviazione accedandolo. Chi si la panchina state dormendo, state dormendo, volete vedere un campionato? Ditemi, qual è il problema? Qual è il problema? Saviano raso terra! Che cosa ha sbagliato Tabita? Tutto solo, se l'è trovata lì Taormina, poi ancora Tabita, gli rimane sotto il pallone, poteva forse servire meglio il Restivo, adesso sì che il pallone arriva, Nilmar non c'è lo spazio per andare a calciare, Tabita ancora da Nilmar, voleva lasciato lì il pallone Restivo che si dispera tantissimo, ma Tabita poteva diventare eroe. Ha sbagliato tutto però, qui ancora a scambiare con Nilmar. Restivo, Saviano, presente al limite dell'area, aveva lasciato per Nilmar, non si sono capiti due. Molinaro a ripartire, l'ha tenuto in campo, il fallo che premia a squadra di casa con Molinaro. Verticale Di Cara, appoggia Bongiovanni a far correre Molinaro, che aveva tagliato bene alle spalle di Saviano, non riesce però a impattare. Saviano, qui gran giocata su Bongiovanni a mandarlo al bar, poi a giocare a Tabita, suola e dentro il pallone per Nilmar e chiusura di Mario Molinaro in calcio d'angolo. Adesso però spinge tantissimo l'Athletic Club per andare a trovare il gol nuovamente nel momentaneo vantaggio. Tabita qui ancora ad appoggiare per il Restivo, che stavolta però è in ritardo. Molinaro a provare a ripartire, Nilmar a lottare, non c'è fallo, sguscia il numero 13, crocchetta su Mario Molinaro, che però poi lo stende, prende il giallo. Aveva già battuto Morrione. Non è d'accordo però il mister. Il direttore di gara ovviamente. Il mister è molto arrabbiato con lui, ma con il resto della sua squadra, perché non li vede probabilmente psicologicamente dentro al match. E adesso qui ovviamente subentra la paura di perdere tutto il lavoro fatto durante l'anno. Alla scorsa ricordiamo pareggio proprio per l'Athletic Club e Palermo Calcio a 5, che ha lasciato la classifica del tutto invariata. Qui Nilmar a battere, Molinaro ammonito, proprio lui in barriera, gioca da Restivo Nilmar, poi a Spisa ammonito il 23, Saviano che aveva messo il piede più lesto di lui, più veloce, prendersi calcio di punizione. Non correte, non state correndo. Questo è il problema, non state correndo. Questo, non correte. Solo
Spisa in barriera. Tutti quelli dell'Athletic Club sulla linea di fondo, seguito Nilmar, e allora va Restivo dentro da Tabita che tocca ma mette fuori, voleva probabilmente la deviazione proprio di Taormina. Sono riusciti quelli dell'Athletic Club a trovare lo spazio per fare andare a calciare Nilmar, e allora Restivo dentro Tabita che però è riuscito a impattare bene. Nilmar a ripartire proprio 1 contro 1 con Di Cara, poi alza da Saviano che forse poteva anche stopparla. Palla del 13 era fantastica, la poteva stoppare, probabilmente il 22 ha cercato invece il destro al volo. Proprio lui ancora verso Tabita che si gira, poi Saviano ancora, risposta super di Taormina, si distende il Merlo, la Spisa porta avanti, toccato, non cade la Spisa, l'aveva toccato nettamente Tabita, era un fallo rischiosissimo quello del 21 che è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Qui scivola Di Cara, ne approfitta Nilmar, mette dentro, deviazione, e adesso Athletic Club per andare a cercare il gol del vantaggio lascia tantissimi spazi in contropiede al Merlo che però deve essere bravo a sfruttarli. Tabita si è girato bene col destro, risposta di Taormina, arriva Saviano sulla ribattuta e ancora Taormina a rispondere, qua Nilmar a recuperare, poi Restivo con la punta, si mette fuori. Ma che fa scherzi? Devi salvare il tempo! Sì, sono totalmente d'accordo. Chiedo scusa, chiedo scusa, devi recuperare manualmente, devi recuperare manualmente. Ok? Signori, avete ragione. Avete ragione. Grazie. Chiedo scusa. Oh Mario! Un po' di proteste da parte della panchina di Vittorio, perché il direttore di gara che stava tenendo il tempo si era probabilmente lasciato sfuggire 3 secondi, e sappiamo che anche un secondo può fare la differenza in un campionato, come può fare la differenza Nilmar che qua dà una palla senza senso ancora per Saviano, che passa Saviano, svaloveggia, ancora Taormina a rispondere, ancora poca lucidità dell'Athletic Club con Molinaro che riparte, vado tutti al bar, Molinaro appoggia per Di Cara che non riesce però a controllare, pallone di pochissimo lungo per Di Cara che si sarebbe trovato 1 contro 1 con Morrione. Il rischio per l'Athletic Club dopo la grande azione di Saviano. 10 minuti! Siamo calmi! Puoi giocare, Carli. Adesso si alza anche ovviamente la pressione del match e il nervosismo. Qui Saviano mandato in profondità proprio da Nilmar ancora una volta, che sta cercando di inventare come può, pallone rischiosissimo di La Spisa, si addormenta un po' tutta la retroguardia del Merlo e Molinaro senza mezze misure va a spazzare da Morrione. Ancora Nilmar, stavolta da ultimo uomo non deve perderla, alza lo scavetto verso Tabita che prova a girarsi, Molinaro chiude e prova a ripartire, La Spisa 1 contro 1 con Restivo, calcia male però. C'è una partita! State sereni! Restivo Tuver entrato in campo, ancora Restivo scambio il 7 e l'8. Nilmar, Tuver, ancora Nilmar, Tabita, si alza il vento e probabilmente arriva anche qualche goccia di pioggia a rendere più confusionaria, più complicata questa partita per i protagonisti in campo. Tabita a spostare, Nilmar, Tuver, alza il pressing, La Spisa ha tenuto in campo Nilmar, ancora lui a distendersi, Tabita ancora per Nilmar, chiusura di Di Cara, poi forse calcione di Tabita.
Palletta prepara, Solino, Saviano e Palletta preparati. Batte ora Molinaro. Pallone regalato però a Morrione. Arriva la pioggia anche al Toccia Stadium a rendere questo finale più fabbiesco forse. La Spisa. Adesso c'è Tuve, Neymar, ancora Tuve dentro, si era infilato Orlando sul secondo palo, poi ancora Neymar a spostare, Restivo da ultimo uomo, deve ricominciare necessariamente da Morrione. Si alza il vento, si alza la pioggia. Restivo, pallone complicato per Tuve, scivola di cara, quasi la stava andando a recuperare. Adesso diventa veramente complicata per entrambe le squadre perché si sta abbattendo una pioggia torrenziale qui sul Toccia Stadium e su questo finale di partita e finale di campionato. Neymar prova ad alzare, che rischio da parte del 13 e la Spisa a recuperare, prendere fallo e giallo per il numero 13. Neymar voleva più vicino, stirano i due. Infatti sta che è stata concessa adesso al Merlo carica forte la Spisa, la deviazione e la ottiene calcio d'angolo. Molinaro, passano i secondi, erano passati, ha battuto in estremo ritardo Molinaro, quasi Morrione se la stava buttando in porta, rischio enorme. Adesso gioca Athletic Club. Tuve, Orlando si avvicina, servito, rischia tanto Orlando che scivola, la Spisa a ripartire, torna Tuve, la Spisa lo chiude il numero 7 da ultimo uomo e viene accompagnato dall'esultazione di tutta la sua panchina. Poi di cara, 1 contro 1 con Orlando e ultimo uomo, deve rischiare, deve ricominciare. Testa Neymar, riparte di club. Orlando voleva andare a servire Restivo, si impegna Neymar, la tiene in campo, deviazione, calcio d'angolo. Batte proprio Neymar, vicino Tuve che sposta 2 volte. Tuve! Destro che dà solo l'illusione ottica del gol col pallone che tocca l'esterno della rete, poi ancora il 7, ancora spostare con la sua, stavolta sul bacino, scivola e calcia lo stesso. Risponde comunque bene Taormina che poi fa correre Molinaro, ma la palla prende velocità sul terreno bagnato. Scorrono i minuti e cade la pioggia, qui al segue un rimpallo Orlando ad arrivare sul pallone, poi di cara si alza anche il vento, sempre più complicato per le due squadre e adesso infatti vedete che si è messo un po' il livello tecnico e si va a lottare un pochino di più dal punto di vista fisico. Prova ad alzarlo invece Neymar, il livello tecnico che tocca con la suolata verso Orlando. Tuve, ultimo uomo, deve tornare ovviamente da Morrione sul pressing alto del Merlo, poi Restivo
Nilmar, restivo, pioggia torrenziale. Nilmar, palla arriva lì! Sinistro di Orlando in scivolata e risposta di Taormina che rischia per l'Athletic Club, poi palla subito battuta dal restivo per Tuvè e il destro che finisce fuori, ma adesso non si ferma la forza della pioggia che aiuta l'Athletic Club e Orlando, perché il pallone scivola dalle mani dell'estremo difensore del Merlo sul sinistro completamente sbagliato di Orlando, che comunque però finisce in rete. Si alza la pioggia, si alza l'urlo dell'Athletic Club Palermo, 3-2 così all'improvviso, quando ci credeva tanto il Merlo. Una pioggia incredibile, quasi a rischio sospensione in questo momento. Ci stiamo facendo la doccia. Molinaro, sinistro, Morrione risponde, poi Bongiovanni non la tiene. Orlando a ripartire, c'è Saviano alla sua destra, si ferma però, chiede calma Orlando, come in questo momento chiedo io calma alla pioggia. Tuvè, Nilmar avanti, colpito in pieno Tuvè che passa, non c'è fallo di mano, destro, deviazione e subito adesso Taormina verso Bongiovanni, prova a passare in mezzo a due, chiude Orlando. Adesso l'Athletic Club è sull'onda dell'entusiasmo, piove a secchiate. Tuvè, Nilmar pensa alla conclusione, va sul secondo palo, invece forse sta diventando ingiocabile in questo momento. Bongiovanni passa, scivolata di Saviano, scivolata di Nilmar che la tiene, ci ha provato, ci ha pensato Saviano a scivolare in questa occasione, ma non poteva mai tenere in campo. Di Cara, punta Nilmar, gioca la Bongiovanni, ancora Di Cara, una controlla per Tuvè che scivola, mette la palla in rimessa laterale. Adesso è complicatissimo giocare così. Molinaro, Bongiovanni a puntare Nilmar, se la allunga forse la meglio il 13, non deve rischiare perché ha ammonito, fallo invece di Bongiovanni. E time out chiamato dall'Athletic Club. Out effettuato. Si può riprendere con la pioggia che non accenna a placarsi e Vallecchia che va a battere calcio di punizione. Anzi no, lascia Tuvè. Saviano, Tuvè, Vallecchia avanti, Orlando si ferma, ricomincia da Vallecchia. Adesso non ha ovviamente fretta l'Athletic Club come l'aveva in precedenza dopo il sinistro di Orlando e la papera di Taormina. Qua Saviano a calciare, deviazione di Molinaro. Saviano deve andare da Vallecchia. Morrione vuole il lancio lungo,
trasforma quasi in un tiro più che in un passaggio per Orlando. Di Cara a ripartire. Molinaro alza sul secondo palo, Vallecchia però ha capito tutto, gioca con l'esterno mancino verso Tuvè, che ha spazio per offendere, ancora Tuvè, avanza poi con la punta, va verso la porta, risponde bene stavolta da Ormina, che sì, ha certamente delle colpe sul gol del 3-2 dell'ATP Club, ma non è stato sicuramente aiutato dall'intensità della pioggia che ha fatto scivolare quella palla dentro la porta dai suoi guanti. Dentro Saviano, qui per Orlando che liscia, riparte il Merlo, Di Cara, 2 contro 2, tornano però bene difensivamente quelli dell'Athletic Club. E adesso Di Cara, taglio di Molinaro, visto e servito, Saviano col ginocchio. Vallecchia a ripartire, 1 contro 1 con Di Cara, 2 lo fanno per i venti, poi si ferma e gira la Tuvè. Saviano un'estrema calma, Vallecchia ancora Saviano, incontro Orlando mantenuta, ne calma il mister. 2 minuti, chiamano dalla mattina all'Athletic Club, non alza il pressing il Merlo, non affetta ovviamente l'Athletic. Orlando sposta qui su Bongiovanni, giocata sensazionale del 25 che guadagna palla. Già battuto da Saviano verso Pitarresi, Vallecchia, Pitarresi quasi gliela ruba la spesa. Resta Bongiovanni, Orlando, scambiano bene i due, tutto solo Vallecchia, Vallecchia non calcia, poi col tacco verso Pitarresi, recupera la spisa, contropiede Merlo, se ne porta fuori però la spisa e Vallecchia chiamato veementemente al suo misto dalla panchina, che adesso chiama il tempo in stile Mazzarri, 1 minuto e mezzo a girare Saviano con Pitarresi, ancora Saviano avanti, Orlando fa scorrere, che giocata, Saviano per chiuderla, match point, colpito in pieno però invece estremo difensore del Merlo. Pitarresi gioca da Morrione, Vallecchia deve rischiare, verticale va da Orlando, 1 contro 1 con la spisa, non servito Vallecchia, si va da Saviano, non c'è fretta per il nero rosa, 1 minuto, lo sentite il mister. Vallecchia gioca, Pitarresi verso Orlando, pallone poco lungo e quindi non può andare a calciare. Saviano a girare, 40 secondi, ormai non c'è più bisogno che ve la faccia la telecronaca, perché c'è il mister dell'Athletic che dà direttive sul tempo ai suoi, che girano palla con estrema tranquillità. Merlo corre in vuoto, Saviano, Vallecchia, la tenuta in campo, Orlando tutto solo, servito, deviazione di Di Cara e allora gioca il Merlo. Nell'ultimo probabilmente contrasto della partita, un po' troppo veemente da parte di Pitarresi e secondo la panchina del Merlo soprattutto Bongiovanni si è molto scaldato nei confronti di Pitarresi, è giallo per entrambi, sia per Pitarresi sia per Bongiovanni in questi partiti. Allora, dove sei? 10 locale,
Oh, ce la stanno dando. 5 osso. No, ce la stanno dando. Oh, 10, locale, 5, oh, 26 secondi. 20 secondi al termine. Cara ad andare a restituire ancora una volta il pallone all'Athletic Club. Questa è stata una partita di piena sportività, abbiamo visto almeno 3-4 palloni restituiti squadra per squadra. Intanto Saviano ad alzare il lob e a rispondere Taormina, che si fa almeno un po' perdonare. Pitarresi, già battuto Vallecchia, ovviamente va lì a tenere la palla sulla bandierina, mette il corpo, fa il pivot, prova a rubargliela Di Cara. Pitarresi contro tutti, Di Cara la sposta e ancora calcio d'angolo. 4 secondi e poi ci sarà un urlo liberatorio dalla panchina dell'Athletic Club, che sta aspettando solo questo. Pitarresi fa scorrere e arriva il triplice, fischio e finisce qui la partita. Vince l'Athletic Club 3-2 con sofferenza qui al Doja Stadium contro un Merlo che però esce sicuramente a testa altissima da questo match, e allora continua la corsa dell'Athletic Club. Mancano le ultime 2 partite, vedremo se intanto il Palermo, di cui è appena iniziata la partita, saprà tenere il passo dei nerorosa, che continuano a tenere la testa della classifica 2 giornate dalla fine. Un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportisili.